È sfida da zona playoff, quella del Federico Mario Boero di Molassana, dove il San Gottardo deve riscattare la sconfitta del recupero infrasettimanale con il Certosa, mentre la Calvarese, terza con un punto di vantaggio proprio sui bisagnini, chiede strada per allungare la striscia positiva di 3 successi nelle ultime 4 gare. Sono proprio i padroni di casa, in un'inedita divisa blu, a squillare per primi con l'imbucata di Spinetti per l'inserimento di Belfiore, anticipato da Paci. La gara almeno in questa fase non verrà certo ricordata per lo spettacolo e le emozioni, allora Nassano da distanza siderale tenta di riscrivere il palinsesto, sfera che smantella la traversa. Lo spartito non cambia nel film della ripresa montato da Daniele Orlandi. A far bella figura sono i pacchetti difensivi. Spinetti prova allora ad aprirsi un varco dalla distanza, traiettoria che non scende abbastanza per impensierire in questo caso Paci. 4 minuti dopo, piglia tu per tu con l'estremo ospite, viene fermato dalla chiamata del signor Rizzello, che rileva la posizione irregolare del centravanti. Poco dopo è ancora il capitano del San Gottardo a rendersi pericoloso da fermo con Piana, che allontana di testa evitando l'intervento di Paci. A sorpresa però a passare sono gli ospiti al minuto 17 con l'assolo di Giulio Malatesta sulla destra, che esce vittorioso da un rimpallo tu per tu con il portiere, rimpallo che favorisce Maccioni, che a porta vuota non può fallire. Poco dopo, sull'uomo più ispirato dei padroni di casa, il solito Spinetti, Paci è costretto alla non semplice respinta bassa. Si ripete il duello tra i due al minuto 31 e a prevalere è ancora il numero 1 ospite, che alza sopra la traversa la spingardata del capitano. È di tutt'altro calibro la ripresa, articolata su continue emozioni, e al minuto 34 è il turno ospite con l'incursione di Nassano, che evita l'uscita valanga di Tovani, facendosi impattare dalla testa di Obino. Il probabile match ball però non cambia l'esito del match, con la Calvarese che espugna il Federico Mario Boero di Molassana. Prosegue lo splendido momento di forma della Calvarese, che si dimostra una delle squadre più in forma, se non la più in forma del momento, con 4 successi nelle ultime 5 gare. Per il San Gottardo invece è arrivata la seconda sconfitta consecutiva.